e abbiamo intervistato qui Mayra Trevisan, che aveva soltanto 15 giorni al momento del terremoto. Sentiamola. Mayra Trevisan, giornalista, aveva soltanto 15 giorni quando il 6 maggio del 1976 un terremoto distrusse il Friuli sostanzialmente e in particolare il suo condominio di Maiano, in cui morirono 28 persone. E lei si salvò e fu salvata dai suoi vagiti. Che successe? Cosa le hanno raccontato? Allora, io avevo solo 15 giorni di vita ed ero nella mia casa di recente costruzione. Mio padre era un emigrante, era tornato nel 1974 con mia mamma e mia sorella di pochi anni e poi sono nata io, ho comprato la sua casa, ha avviato la sua attività, la sua carrozzeria e vivevamo tranquilli nella nostra nuova abitazione di recente costruzione, questo condominio di 6 piani. Noi eravamo all'attico e quella sera era una sera tranquilla, serena, un po' calda, era una giornata un po' anomala dal punto di vista climatico. Voi andaste dal 6° piano a terra. Tutto a terra. Suo padre ebbe la fortuna di avere una fessura dalla quale vedeva le stelle. Sì, e quindi si salvò da solo. Si trovò da solo, lui perse per un attimo, mi raccontò sempre questo fatto, perse un attimo i sensi, poi riaprì gli occhi e vide le stelle sopra di sé, c'era un varco. Ma pensò che lei fosse morta. Quando è uscito, lui vedendo il disastro che aveva di fronte, pensava che fossimo tutti morti e quindi sconvolto perché nel momento in cui lui si è salvato era lucido. Quando è uscito e ha visto le macerie, probabilmente lo shock, ha pensato che fossimo tutti morti ed è andato da sua mamma che abitava a un paio di chilometri di distanza, così come era appena tutto bianco di calcinacci, sconvolto, gli diedero un paio di pantaloni per strada. Senta, chi sentì i suoi vagiti? 2 ragazzi di un paese vicino, Fagagna, un paese dove non ci furono per fortuna grossi crolli, però ci si rese subito conto della gravità di quanto era accaduto. E questi 2 ragazzi, 2 fratelli, Giorgio e Daniele, cercavano un loro amico che aveva la fidanzata che abitava proprio nel condominio dove abitavo io ed era andata a trovarla come faceva la sera normalmente e purtroppo questo ragazzo fu trovato morto abbracciato alla sua fidanzata e questi 2 fratelli arrivarono e trovarono la distruzione, si resero conto poi tra l'altro che il loro amico era lì perché videro la macchina di questo ragazzo parzialmente sommersa dalle macerie e quando erano lì loro sentirono un vagito. Sul momento pensavano addirittura fosse un animaletto, non si rendevano conto di che cosa fosse, ma io continuavo a piangere e quindi capirono che era un bambino. Chiamarono dei rinforzi, 7-8 persone, spostarono un masso e sotto questo grande masso c'ero io nella mia culla. Illesa? Illesa. Senta, è vero che lei si sente in qualche modo colpevole di essere sopravvissuta in un condominio con 28 morti? Sì, ho un po' questo senso di colpa dei sopravvissuti, l'ho sempre avuto e soprattutto sta facendo anche un po' il mio lavoro di giornalista, anche in questo periodo raccolgo tante testimonianze sul terremoto del mio Friuli e sento tante storie di persone che non sono state fortunate come me, bambini morti e io sono qui e qualche volta mi sento quasi di dovermi giustificare. Lo chiamo destino. Io sono una credente, anche mia mamma lo era, per cui per me c'è un destino forse segnato per tutti quanti noi, perché in realtà una giustificazione vera, un significato a queste cose non riusciamo a darlo. Tutta la sua famiglia rimase illesa? Sì, l'unica famiglia interamente viva di quel condominio, perché tutti hanno avuto almeno un morto, poi intere famiglie anche sterminate. Sì. Lei festeggia 2 compleanni? Sì, sì, anche il 6 maggio, il mio secondo compleanno, è vero. Senta, è orgogliosa della forza con la quale il Friuli si è ricostruito? È stato un esempio per l'Italia, per tutti, per il mondo direi. Allora sì, tantissimo. Furono momenti terribili, però siamo rinati più forti di prima, più belli di prima.
E lo abbiamo fatto grazie alla nostra forza, anche alle istituzioni, a una forza politica importante che c'era anche in quegli anni, grazie agli aiuti che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. E noi possiamo solo ringraziare chi ci ha aiutato, ma io sono orgogliosa del popolo friulano, perché il popolo friulano è un popolo che ha pianto poco. Ha tenuto il suo dolore dentro, si è rimboccato, non che il dolore debba essere nascosto, non voglio dire questo, però si è rimboccato le maniche e ha ricostruito un Friuli più bello di prima. Auguri Mayra. Grazie.